Roncoferraro, provincia di Mantova, esterno ora di cena. Io devo ritrovare questo posto qua, questa è la corte grande di Roncoferraro, dove si produceva e si produce ancora un riso assolutamente speciale. E il posto è questo, guarda, questa qui è quel loggiato là, questa è la casa qua di fianco, qui invece è la casa padronale più alta, a 2 piani, ma soprattutto eccola qui, questa dove ho i piedi in questo momento è la Grande Aia. Il posto è questo, ma io devo andare là. È come nelle favole, cammina cammina, il nostro eroe arrivò in un bellissimo palazzo dove c'erano le tavole imbandite. Però se ci sono le tavole imbandite è perché dietro c'è l'azienda agricola. Signor Franco? Sì, sono io. Ho trovato il posto? Siamo qui? Sì, Corte Grande. Siamo qua a Corte Grande? Corte Grande, di Roncoferraro. Il signor Franco fa l'agricoltore, però il signor Franco ha una passione. Stavo per dire mania, ma Sì, diciamo forse è una mania, ecco. E raccolgo tutto. in magazzino dei suoi ricordi, ricordi, cimeli personali, sì, eccetera. Che però riguardano, guarda caso, la coltura del riso. Vabbè, questo d'accordo. Queste erano È una pala. erano chiamate pale per spostare e insaccare il riso. Franco, questo qua me lo deve spiegare perché uno non ci crede che cos'è. Era un fucile per spaventare i passeri e si metteva la polvere da sparo lì, poi si lasciava andare questo. Lascia andare questo? Lascia andare. Ah! Ecco che allora Sparava. era chiamato lo spaventapasseri, è Schuptin. Gli sfroci attorno al fuoco mettevano queste forchette piantate in terra e infilavano la polenta o il grasso o la salamina se c'era, perché era difficile che ci fosse la salamina allora. Ecco, questo invece secondo me nessuno può indovinare cos'è. Aiutiamo soltanto dicendo che erano 2. Due, sì, usavano 2 perché si andavano dentro coi piedi, erano chiamati le cassone. Quando c'era freddo, i contadini andavano a pulire i fossi, buttavano sul fango e usavano questi stivali, che allora non c'era la gomma. Senta Franco, io qui ho fatto delle chiacchiere, però dopo il riso lo cucinate, vero? Sì, siamo E qua avete una disponibili. ricetta particolare a Va Roncoferraro? bene, Roncoferraro è il risotto col puntello. Allora, spieghiamo che cos'è. Risotto con la salsiccia, ma sopra c'è un Piantato puntello, dentro un puntello e allora... che è una costina di maiale. La costina di maiale, allora viene chiamato risotto col puntello. Ed eccolo qui il risotto, cotto al vapore e condito con la salsiccia, anzi con la salamella mantovana. Guarda, a lei viene, l'avessi fatto io. E poi corredato dal puntel, cioè la costina di maiale. No, che Poi bello. c'è un'altra cosa, va accompagnato con cipolla. Scherzi o cosa? No, è vero, è innaffiata nel lambrusco che accompagna questo. La cipolla innaffiata nel lambrusco, ma dai, non l'ho mai sentita. È una novità o una roba No, vecchia? è una roba vecchia. Beh, ma senti, ma a livello sociale, sei troppo come siamo giovane. messi? Sia stare troppo giovane. A livello sociale, come funziona la cipolla dopo- annegata nel lambrusco? Che schifo. Dopo la socializzazione è Si difficile. sta in casa per un paio di giorni. Ecco, esatto.